regatanti contro i commenti sessisti e le molestie di uomini che assistono ad allenamenti e gare. Vogliamo essere rispettati. Il presidente dell'associazione Jesolana Albergatori ha deciso di procedere legalmente contro i leoni da tastiera che denigrano le località e rischiano di creare danni per il turismo. Al prossimo autunno il Mose sarà sollevato con una soglia minima di marea a 110 cm, l'ha annunciato il commissario straordinario Elisabetta Spitz. Paura a Fiesso d'Artico, un'auto ha preso fuoco, in poco tempo le fiamme si sono propagate sulle due vetture accanto, nessuno è rimasto ferito. Irregolarità diffusa tra i banchetti che vendono souvenir a Venezia dopo un sopralluogo tra San Marco e Rialto. L'assessore al commercio Costalonga annuncia il pugno duro del comune. Chiediamo alla giunta comunale di dialogare con i cittadini, a dirlo i membri del comitato ex Umberto I che oggi hanno presentato le osservazioni sul progetto di riqualificazione dell'area. Mostra del cinema, le battute finali, impazza il Totòpremi. Intanto, a 30 anni dall'uscita del Postino, il Lido ricorda con Maria Grazia Cucinotta il film Testamento di Massimo Troisi. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, lo avete sentito dai titoli. Siamo stanchi di doverci allenare tra i fischi, sguardi insistenti e commenti. La dura denuncia arriva dalle giovani regatanti che vogliono portare alla luce una problematica che va sradicata e che va avanti da troppo tempo. Nelle giornate più calde noi ragazze tendiamo ad allenarci in tappo sportivo, perché sennò col caldo veramente non ce la facciamo. E appena ci togliamo la maglietta, gli uomini dei mototoppi o delle barche a passeggio, dai 35 anni in su, appena vedono che sei in top sportivo iniziano a puntarti, a fissarti. C'è chi ti passa di fianco e fischia, c'è chi ti passa di fianco e ti saluta come se fossi una sua conoscente. Questo è principalmente quello che succede. Perché quando invece sei in maglietta non è così. Stanca di questi episodi sempre più frequenti a ogni allenamento, Rebecca, 18enne della Canottieri Mestre, si fa portavoce di molte giovani regatanti della Storica, che come lei sono ormai nauseate di dover sopportare una situazione sgradevole che va avanti da troppo tempo. Capita una volta, te la metti via. Capita più volte e inizia ad essere fastidioso perché tu sei là in allenamento e questi ti vedono un po' come un oggetto, come un desiderio, che è una cosa alquanto brutta. E una domanda che mi pongo sempre è: se ci fosse vostra figlia, vostra nipote, la vostra fidanzata, vi comportereste comunque così? Io guardo anche alle più piccole, perché ci sono ragazze di 10, 12, 7 anni che vanno a vogare. Quelle di 7 dici ci sono i genitori e gli allenatori, difficile capitano cose del genere. Ma quelle di 13-15 anni che magari sono con più equipaggi fuori e ogni tanto vengono lasciate sole, perché può capitare come capita a noi, e ti passa in quel momento una barca di fianco, sentirsi qualcuno che ti fischia o che ti fa i commenti, anche no. A esprimere solidarietà il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, che si è detto sconcertato dai loro racconti e al loro fianco in questa battaglia. Vicina anche Gloria Rogliani, che della Voga al femminile ha fatto la sua missione e che ha consigliato di denunciare filmando e prendendo nota della targa. Ma non è semplice, spiega Rebecca, è la cultura che deve cambiare. Sì, è giusto, però non posso neanche ogni allenamento perdere la sezione di lavoro perché devo stare qua a filmare due uomini che non hanno un minimo di rispetto per le persone che stanno attorno. Poi si dici denuncio e poi ti arrivano sempre le solite frasi: ma cosa mai avranno fatto? Solo per dei commenti, ti hanno messo soltanto un attimo di sorriso, magari non c'era cattiveria di qua e là. La soluzione dunque quale sarebbe? Bisognerebbe che ci fossero più controlli. Appena ti vedo ti scatta la multa. La prima, la seconda, poi la terza si spera che queste persone imparino. Screditano sui social le località balneari, il presidente dell'associazione Jesolana Albergatori promette di procedere per vie legali. Siamo stufi di sentire in continuazione attacchi alla località
quando le cose bene o male vanno bene nessuno ne parla, nel momento in cui succede qualcosa fuori le righe immediatamente i social ne parlano in forma negativa, creando discredito. Dopo l'ennesimo episodio dai toni denigratori pubblicato su Facebook, Contarini ha deciso di procedere legalmente a tutela della città e di chi opera nel settore turistico. Questo determina molto spesso dei malumori da parte della clientela stessa e anche delle disdette, perciò questo non mi sembra affatto giusto e reputiamo che si debba intervenire in forma pesante, con quasi una tolleranza zero in queste forme di discredito di una località che fa del turismo la sua forma di vita. L'ultimo episodio si riferisce a una serie di post scritti in tedesco dove si drammatizza il fortunale di ieri e si parla di tempesta a Jesolo mostrando immagini disastrose. Ma lo stesso problema, dice, è emerso anche la scorsa estate con video di risse o immagini di auto con finestrini in frantumi e altri fatti di cronaca. Molto spesso la notizia è vera in sé ma è talmente circoscritta che non ha motivo di essere così amplificata. Ce l'abbiamo con i social perché i social stessi ci permettono di fare promozione della località, ce l'abbiamo con chi continua ad utilizzarli in forma negativa scrivendo quello che vuole, molte volte anche in forma non corretta oppure in forma corretta ma sempre circoscritta, e quindi questo cosa fa? Fa sì che si abbiano dei problemi verso la clientela stessa. Da questo momento, conclude Contarini, non intendiamo come associazione lasciar passare più nulla. Dal prossimo autunno il Mose sarà sollevato con una soglia minima di marea a 110 cm, così come indicato dalla cabina di regia alla quale partecipano anche il prefetto e il Comune di Venezia. L'ha annunciato la commissaria straordinaria Elisabetta Spizza. Ad oggi il Mose viene attivato a una quota di 120 cm, ma la prossima settimana si riunirà il Comitato Tecnico Amministrativo per approvare le procedure di sollevamento a 110 che saranno integrate con l'entrata in funzione delle conche di navigazione di Malamocco e di Chioggia. Chiediamo alla Giunta di dialogare con i cittadini, a dirlo i membri del Comitato ex Umberto I che oggi hanno presentato le loro osservazioni. Il Comitato ex Umberto I ha consegnato le osservazioni al piano di recupero dell'area dove sorgerà la nuova Castelvecchio, il cui progetto è stato presentato alcuni mesi fa e che prevede vari edifici, un supermercato, torri residenziali. 12 punti protocollati in merito al verde insufficiente, alla mancata salvaguardia di aree di pregio, all'abbattimento dei padiglioni, ma non solo. Partiamo appunto dalla carenza di partecipazione e mettiamo in discussione nel dettaglio tutti i regolamenti comunali e di municipalità. Il fatto che il De Zottis venga abbattuto per noi è un danno molto grave, prima di tutto dal punto di vista storico-identitario, perché è una delle poche tracce, diciamo, della Mestre novecentesca, ma è soprattutto illegittimo dal punto di vista amministrativo, per esempio. Un altro punto è quello riguardante le torri. Hanno dei gravi problemi di coni d'ombra, sono molto alte, gli stessi residenti hanno rilevato questo problema. Abbiamo delle torri di 87 metri che andranno sicuramente a modificare. Al posto per esempio del padiglione De Zottis viene aumentato il parcheggio a raso, che insomma è uno dei modi per squalificare un'area, fare un parcheggio a raso. La richiesta è sempre la stessa: che il Consiglio Comunale e la stessa Giunta vada a instaurare una istruttoria partecipata. È una facoltà che hanno per rimediare al fatto che, nonostante la bufera giudiziaria, si sia dato più peso alla parte privata, perché l'interlocuzione è stata fatta soltanto nei confronti del soggetto privato, che tra l'altro il gruppo lì è anche coinvolto nelle verifiche delle indagini. Allora noi abbiamo chiesto che questa Giunta, in questo momento anche di crisi di credibilità, perlomeno su un progetto del genere si soffermi a discutere, perché anche chi ha votato a favore, cioè gli stessi consiglieri di maggioranza, non hanno dato motivazioni. La cronaca: una trentenne di origine straniera residente in provincia di Padova è stata fermata dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria di San Donà di Piave durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno trovato nella sua borsa 26 dosi per un totale di circa 20 grammi di eroina e denaro proveniente dalla vendita. La ragazza è stata arrestata con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Processata per direttissima, è stata condannata a 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.
E sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco le cause dell'incendio che nel primo pomeriggio ha distrutto 3 auto in via della Pace a Fiesso d'Attico. Le fiamme divampate da un'auto parcheggiata si sono subito estese alle 2 macchine vicine. I Vigili del Fuoco di Mira e Mestre hanno spento con la schiuma i 3 mezzi ormai completamente avvolti dalle fiamme, distrutti sul posto anche carabinieri e polizia locale. A Venezia poco più di un bambino su 5 può trovare posto in un asilo comunale, la denuncia delle opposizioni. Gli asili comunali possono accogliere solo poco più del 20% dei bambini. È evidente che in questi anni il Comune di Venezia avrebbe dovuto fare un investimento straordinario che invece non c'è stato. La denuncia è della segretaria Dem Monica Sambo, che ricorda le decine e decine di famiglie in lista d'attesa che ancora non sanno come potranno organizzare la propria vita e conciliare gli impegni di lavoro con la gestione dei figli più piccoli. In questi anni sono arrivate tantissime risorse al Comune di Venezia, miliardi di euro appunto al Comune. Pensiamo solo che 300 milioni di euro sono stati spesi per realizzare il palazzetto da basket e lo stadio, però non sono state investite altrettante risorse invece per quello che è un servizio essenziale come quello degli asili nido, appunto delle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia. Il Partito Democratico inquadra la vicenda in un ambito più ampio, in una gestione amministrativa in cui il tema della residenza non ha mai trovato posto, non solo per quanto riguarda la casa, ma anche per quanto riguarda i servizi legati ai più piccoli, che invece di venire potenziati si continua a distruggere esternalizzando o addirittura chiudendo le strutture presenti in comune. Chiediamo con forza quantomeno la riapertura delle strutture che sono state chiuse, che sarebbero essenziali per i nostri bambini e per le nostre bambine, e soprattutto per le famiglie e per le appunto tante donne che purtroppo decidono anche di abbandonare il lavoro per l'assenza di servizi in questo territorio, e dall'altra chiediamo anche che finalmente gli asili nido siano gratuiti. Abbiamo più volte fatto queste proposte anche in sede di bilancio, sempre bocciate da questa maggioranza che preferisce investire in palazzetti o stadi invece che dare dei servizi effettivi a tutela e a beneficio delle famiglie e dei più piccoli. Irregolarità diffusa tra i banchetti che vendono souvenir a Venezia al sopralluogo dell'assessore. Alla sesta sanzione grave, la concessione del posteggio viene ritirata dall'amministrazione comunale. Per i furbetti dei banchetti di souvenir, a Venezia la festa è finita. Con il nuovo regolamento comunale, i passaggi di gestione non azzerano le sanzioni, che continueranno ad accumularsi implacabili fino al ritiro della licenza ai titolari della concessione. L'assessore al commercio Sebastiano Costalonga ha effettuato un sopralluogo tra Riva degli Schiavoni e Ponte della Paglia a San Marco, Salizzada Pio X e Campo Cesare Battisti a Rialto. La situazione che abbiamo trovato è incresciosa, 1 su 10 rispetto al regolamento. 1 è un italiano, veneziano, e il resto sono stranieri. Abbiamo avuto difficoltà anche nel spiegare a questi stranieri come rispettare il regolamento, perché non parlano nemmeno l'italiano. Secondo un principio giurisprudenziale in uso da millenni, l'ignoranza della legge non è una scusa, men che meno la non conoscenza della lingua. Quindi, dopo il sopralluogo dell'assessore Costalonga e dei tecnici comunali, ci sarà il passaggio della polizia locale e per chi non è in regola scatteranno le multe che sommando si porteranno come detto al ritiro della licenza. Abbiamo riscontrato molte difformità rispetto al regolamento, a partire dalle misure dei banchi, all'esposizione dei prodotti con prolunghe oltre il concesso. Oltretutto molti prodotti venivano venduti come i vestitini di lino. Se oramai le decine e decine di banchetti di souvenir sparsi in tutta Venezia sono gestiti in massima parte da stranieri, le licenze rimangono saldamente nelle mani di veneziani che, se le vorranno mantenere, dovranno cambiare o far cambiare registro a chi materialmente vende la merce. L'attenzione deve essere alta da parte dei proprietari della concessione, che dopo appunto la sesta sanzione potrebbero vedersi ritirata l'autorizzazione definitivamente. Presidio di operatori sociosanitari a Venezia per un rinnovo contrattuale atteso ormai da 4 anni. Il 16 settembre è prevista una manifestazione nazionale. Siamo in presidio davanti a Opera Santa Maria della Carità insieme ai lavoratori e alle lavoratrici per ribadire che i 50 euro lordi
proposti da UNEBA come rinnovo contrattuale sono una miseria, sono insufficienti a fronte dell'inflazione del 17%. Attendono il rinnovo contrattuale da 4 anni le operatrici e gli operatori che quotidianamente garantiscono l'assistenza e i servizi nel settore sociosanitario, assistenziale ed educativo. I 50 euro lordi di rinnovo contrattuale proposti da UNEBA, l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, sono giudicati insufficienti. Non è accettabile la proposta dell'UNEBA, è uno schiaffo, la loro proposta è uno schiaffo alla nostra dignità. Abbiamo fatto fronte all'emergenza Covid e per noi l'emergenza non è finita. Adesso dobbiamo rispondere anche alla carenza del personale. Il presidio al centro Nazareth a Venezia precede di 10 giorni lo sciopero nazionale che si terrà il 16 settembre. Il problema riguarda UNEBA e per questo saremo in piazza il 16 settembre, ma riguarda tutto il terzo settore che ancora non riesce a uscire dalla logica di speculazione sul costo di lavoro, di contratti al ribasso, cercando di comprimere i costi e stare dentro, e anziché provare a rilanciare, ad essere più attrattivi, continua con un'operazione di speculazione sul personale. 8 anni fa la maestrina Ilaria Berti perdeva la vita con altre 5 persone a bordo di un Piper che si schiantò in Macedonia. Come ogni anno parenti e amici rinnovano l'appuntamento di una serata organizzata il 18 settembre in un locale di Maerne per ricordare Ilaria. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. E ora la nostra pagina dedicata alla mostra del cinema al Lido. È tempo di Toto Leoni. Il Festival di Venezia ha voluto ricordare inoltre il grandissimo Massimo Troisi con Maria Grazia Cucinotta. L'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia celebra un mito del cinema, l'intramontabile Massimo Troisi, a 30 anni esatti dalla proiezione del film proprio a Venezia, capolavoro Il Postino. L'appuntamento, organizzato e fortemente voluto da Maria Grazia Cucinotta, è stato coorganizzato da Hollywood Communication nel Parco del The Ben, alla presenza, tra gli altri, anche del governatore della Campania De Luca. Siamo arrivati qui 30 anni fa ad aprire il Festival di Venezia con Il Postino. Massimo già non c'era più ed eravamo tutti molto emozionati perché nessuno aveva visto il film ed è stato un colpo al cuore. La magia del film che ti fa ritornare in vita e allo stesso tempo non ti fa mai andare via, e così è stato per Massimo. Sono 30 anni che sta con noi in giro per il mondo a regalare emozioni. Arrivi e sei già su un red carpet che è fatto di acqua, che è fatto ti senti importante anche quando non sei nessuno, perché già il fatto di salire sul motoscafo e poter attraversare questi decori, quest'arte meravigliosa, già entri in un mondo magico, già ti senti una regina, non devi mai diventare l'imitazione di qualcun altro. Ci sono tantissime ragazze giovani, talentuose che stanno avendo successo. Una di queste è la Romana Vergano che comunque sta qui a Venezia e ho avuto modo di lavorare con lei ed è un talento. Un saluto a tutti gli spettatori di Antenna 3 Media Nord-Est da Maria Grazia Cucinotta. Film italiani in concorso, le interviste del nostro Lorenzo Maier a Tony Servillo e la sceneggiatrice Francesca Comencini. Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il cinema italiano è ancora grande protagonista. Ieri sera sul red carpet il cast del quinto e ultimo film italiano in concorso a Venezia 81, Iddu, che racconta la vicenda del boss mafioso Matteo Messina Denaro, con un finale tutto a sorpresa dell'istrionico Tony Servillo. Recitare questo personaggio per un attore è sempre un'esperienza che incuriosisce molto, che si tratta di fare un personaggio che recita. È un saltimbanco che, assediato dalla disperazione e tutte le circostanze nelle quali si trova a comportarsi, lui la interpreta come se fosse un palcoscenico su cui sciorinare il suo repertorio da istrione. Un grande saluto agli spettatori di Antenna 3. Oggi, penultimo giorno di mostra, è invece il turno di un film molto atteso fuori concorso,
tutto il tempo che ci vuole della regista Francesca Comencini, un omaggio al padre Luigi. Un film che io volevo fare da tutta la vita e non avevo il coraggio, non osavo fare. Poi il fatto che appunto superati i 60 anni, sentendomi più forte anche come regista e anche liberata dal punto di vista umano di tante anche senso di vergogna, di inadeguatezza, mi sono sentita pronta a farlo per fare un omaggio a mio padre e al cinema. È un festival di cui sento molto la storia e quindi spero sempre che i lavori che mi capita di portare qui a Venezia come attore, come interprete, siano all'altezza della storia di questo festival. Me la sto vivendo come all'interno di un frullatore in cui però poi ti distrai un attimo e senti che è vicino hai persone che parlano del film che hanno appena visto e non vedono l'ora di vedere il successivo, quindi sono estremamente distratta, mi sento, ma entusiasta. Un grande saluto agli spettatori di Antenna 3 Media Nord-Est dalla Mostra del Cinema di Venezia. Saluto agli ascoltatori di Antenna 3 e noi vi aspettiamo al cinema il 26 settembre con questo film. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.